Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina. Oggi, mercoledì 4 dicembre. I cantieri stradali in città Varese fanno discutere residenti e commercianti. In Viale Aguggiari è polemica per la riduzione dei parcheggi dopo la creazione di una nuova pista ciclabile. Intanto oggi è stata riaperta Via Veratti, dopo la chiusura per lavori urgenti che ha causato forti disagi al traffico. Ci aggiorna Adriana Morlacchi. Dopo un martedì nero per il traffico con la città paralizzata per l'intero giorno, oggi intorno alle 11:30 con l'ultimazione delle lavorazioni sulla linea elettrica a seguito della rottura accidentale di un cavo di ben 15.000 volt, è stata riaperta al traffico via Veratti in direzione Viale Aguggiari. I pullman in direzione centro invece fino alle 14 hanno continuato a transitare sul percorso alternativo istituito martedì. E così oggi fino all'ora di pranzo la circolazione del traffico è stata pesante, soprattutto in Viale 25 Aprile e in Via Sacco, nella zona tra il centro storico e Caesbeno, ma è andata complessivamente meglio di martedì, quando i tempi di percorrenza erano di oltre 30 minuti rispetto al solito, con ricadute su tutta la città, ovvero sul comparto ippodromo, Viale Belforte, Viale Borri e perfino fino a Bobbiate. Ieri sera a Cuveglio il presidio in risposta allo striscione firmato dalla comunità militante dei 12 Raggi, apparso sabato davanti al monumento ai martiri del San Martino. In piazza anche 50 sindaci, con in testa il primo cittadino di Cuveglio, Giorgio Piccolo, che ascoltiamo nell'intervista raccolta da Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Sindaco Giorgio Piccolo, perché questa manifestazione? Ma questa manifestazione vuole essere una rappresentazione proprio anche plastica per dire no alla violenza, per dire no a questi atti tutto sommato ignobili e anche vigliacchi, perché si fanno quando non c'è nessuno, nottetempo, e per cui non è solo un discorso istituzionale ma un discorso proprio di popolazione, di istituzioni, di comunità. Qual è stata la risposta? Ma la risposta, da quello che si può vedere, stanno arrivando adesso anche i sindaci con le fasce, le associazioni, direi più che positiva. E in più devo dire che il report che ho avuto dalla valle, quindi dalla gente normale, è molto molto positivo, perché si sente offesa in quella che è una battaglia che è nella memoria collettiva di tutti. Insomma, questo è un po' il discorso, un'offesa di tutta la popolazione. Al Liceo Ferraris di Varese si è parlato di bullismo e violenza di genere. La richiesta di affrontare questi temi è arrivata direttamente dagli studenti e ha trovato l'appoggio di dirigenza e insegnanti. Per noi c'era Barbara Zanetti che ha intervistato il dirigente scolastico Marco Zago. L'idea era quella dei ragazzi di parlare, di discutere di queste problematiche, ormai sono sempre più presenti nella cronaca nazionale, e l'idea è proprio quella di fare cultura, di fare prevenzione, perché siamo resi conto che oggettivamente l'unico modo per affrontare il problema del femminicidio e della violenza in generale è la prevenzione, l'educazione e la formazione. Quindi già la materia educazione civica si presta a questo, gli insegnanti in classe affrontano questi argomenti, ma questo è un momento loro, un'assemblea d'istituto. I temi affrontati sono nati dalle domande poste dai ragazzi, quindi risposte ai loro dubbi, alle loro domande, alle loro necessità, e quindi è un modo per fare cultura e soprattutto per fare prevenzione, per diffondere l'idea che la violenza comunque è sbagliata e che tutti vanno rispettati, dipende dal loro pensiero, dal sesso, da tutto quello che loro pensano, quello che sono, quindi il rispetto prima di ogni cosa. Oggi le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. A Varese questa mattina la messa nella Chiesa Colbe, una giornata speciale che è stata anche l'occasione per snocciolare i numeri sull'attività dell'ultimo anno. Il servizio con le immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. La messa in mezzo all'esterno della chiesa la gioia dei bambini. Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, è stata ricordata oggi a Varese con la celebrazione nella chiesa Massimiliano Colbe. Tra i presenti anche il prefetto Salvatore Pasquariello e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Mario Abate. Tanti i giovanissimi che hanno potuto guardare da vicino, nel piazzale davanti alla chiesa, mezzi e attrezzature utilizzati dai pompieri nelle loro attività al servizio della comunità.
Nell'ultimo anno il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese ha effettuato in tutte le sedi della provincia 10.286 interventi, suddivisi tra le varie sedi operative, circa il 15% in più dell'anno precedente. E ora parliamo di economia. Scende il numero delle auto immatricolate in Italia, ma la provincia di Varese fa segnare un dato in controtendenza. Ce ne parla Luca Testoni e le immagini sono sempre di Agenzia Blitz. Di nuovo un mese con il segno meno per il mercato italiano dell'auto. Tra le poche eccezioni c'è la provincia di Varese. Dai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel novembre scorso sono state immatricolate circa 124.000 autovetture, a fronte delle 139.000 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un calo di veicoli immatricolati di più del 10%. In controtendenza si diceva il Varesotto, dove le immatricolazioni di auto nuove sono state 2.037, che equivale a una crescita del 2,1% rispetto a novembre dell'anno scorso. Per la cronaca, le auto vendute a novembre 2023 erano state 1.996. I marchi più gettonati in provincia di Varese? Prima c'è Toyota, a seguire Dacia, Volkswagen e Renault. Francesca Rovera, oltre a essere stata nominata presidente della Scuola di Medicina dell'Insubria, ieri vi abbiamo proposto la sua intervista durante il nostro TG, è anche responsabile della Breast Unit della SST Sette Laghi. Barbara Bezzanetti ha fatto con lei il punto sulla lotta contro il tumore al seno. Ascoltiamola. Come sta andando la lotta per la salute del seno delle donne? Ma devo dire che la lotta continua, i risultati sono incoraggianti perché nonostante abbiamo un costante e continuo aumento della incidenza, quindi del numero di donne che ogni anno si ammalano di questa malattia, a livello nazionale e anche a livello della nostra provincia, d'altro canto abbiamo però un riscontro di un successo radicale dal punto di vista oncologico in un sempre maggior numero di donne. Questo è sicuramente frutto da un lato delle diagnosi più precoci, quindi immaginiamo tutte le donne che vanno allo screening, pensiamo a tutte le campagne di sensibilizzazione, abbiamo appena concluso l'Ottobre Rosa, anzi sta andando sconfinando nei mesi successivi per queste iniziative, andiamo nel territorio, parliamo alle donne, insegniamo loro l'autopalpazione, quali sono gli strumenti che hanno a disposizione per poter battere sul tempo questa malattia. Per la pagina sportiva, una proposta per evitare un caso come quello della Trevalli Varesine 2024, quando i corridori, e stiamo ovviamente parlando di ciclismo, hanno deciso di interrompere la corsa per il maltempo. A formularla è Renzo Oldani, presidente della società ciclistica Alfredo Binda. Scopriamone di più nel servizio di Sergio Giannoli. Quello che è successo alla Trevalli Varesine dello scorso 8 ottobre è stato uno dei momenti più brutti del ciclismo moderno. I corridori, una volta arrivati sul circuito di Varese, hanno deciso di non proseguire la loro marcia e di interrompere la gara. La società ciclistica Alfredo Binda in primis e tutti gli sportivi sono rimasti molto male di questo comportamento degli atleti ed è per questo che gli organizzatori varesini hanno fatto delle proposte per evitare che questo non si ripresenti in futuro in nessun'altra manifestazione. Il presidente biancorosso Renzo Oldani ha proposto all'Associazione Internazionale Organizzatori Corse Ciclistiche, quando succedono questo tipo di situazioni, di inserire una safety car, ovvero una macchina apripista che accompagni i corridori lungo un certo tipo di tracciato affinché le condizioni meteorologiche o qualsiasi altra problematica venga risolta e la corsa possa continuare. E ora le anticipazioni di quello che troverete sulla prealpina di domani. Fabio Pellaco. Buonasera, sul giornale di domani ci poniamo una domanda. Varese diventerà una città universitaria? Proseguiamo nel dibattito avviato dal nostro direttore con l'intervento di Fabio Minazzi che spiega quanto sia importante la creazione di una rete che coinvolga tutto il territorio per lo sviluppo umano, sociale e culturale attraverso l'università. Ed è conto alla rovescia poi per l'accensione delle lucine di Natale a Leggiuno. Sulla prealpina di domani tutte le novità di questa fantastica attrazione per la provincia di Varese.
E il fatto di cronaca però più rilevante di questi giorni è il furto dei pacchi di Natale che sta accadendo con sempre maggior frequenza sul territorio. Le segnalazioni stavolta arrivano dalla Val Ceresio, dove le consegne di Amazon sono state portate via dai ladri rapidissimi. E poi c'è lo sport con la partita della UIBA e infine, come sempre, al giovedì non perdetevi il nostro settimanale Oltre che si concentra sulla voglia di natura. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani alle 19. Buona serata!